Andrea Busnardo e Roberta Oliveiro Neilson sono due antropologi fisici e vivono nella loro casa a Casoni di Mussolente, compagni sul lavoro ma soprattutto compagni di vita. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il loro legame è stato reso ancora più forte dopo che la dottoressa Oliveiro Nelson non ci ha pensato due volte e ha donato un rene al marito nel momento in cui è diventato vitale un trapianto. È proprio il dottor Busnardo che ci racconta come tutto sia iniziato quasi all'improvviso. Una visita cardiologica seguita a una visita medico-sportiva dopo un intervento a un ginocchio, esami del sangue che hanno fatto saltare sulla sedia un cardiologo, l'ingresso in nefrologia al San Bassiano, il primo ricovero e la diagnosi, insufficienza renale al quinto stadio. Da qui inizia un percorso duro, superato solo grazie a una grande rete di amore, affetti, professionalità e umanità. Sono riuscito ad arrivare al trapianto senza ricorrere alla dialisi e si propongono mia moglie Roberta, mia mamma e anche alcuni amici. Quella è stata una bellissima sorpresa. Alla fine Roberta risulta molto compatibile e quindi proseguiamo con questa prospettiva di trapianto. La mia situazione inizia a precipitare verso la fine del 2025, i sintomi iniziano a farsi sentire, la malattia inizia a diventare veramente pesante. Sono stato ricoverato a circa metà gennaio, abbiamo fatto una nefrectomia, a distanza di poco procediamo con il trapianto. E sì, è stato come dire rinascere, devo essere sincero. Lei non ci ha pensato due volte quando suo marito si è trovato a dover affrontare la decisione del trapianto. Ci ha provato subito a mettersi in gioco. Sì, perché è stato istintivo e naturale, non ho neanche pensato. Ho detto subito voglio che mio marito stia bene e mi sono proposta. Questa cosa vi lega decisamente ancora di più. Sì, sì. Era un legame che già c'era ovviamente, quello sì certo, però sì, mi ha salvato la vita, nel senso ha salvato me, ha salvato la nostra famiglia, se no non è che c'erano molte altre strade. E, sì, le sarò per sempre grato, nel senso la amo e mia moglie, la adoro, non so cos'altro dire.